Mi pare opportuno anche dire qualche parola anche sulla genesi di questa relazione, perché il punto di partenza di fatti è una mostra fotografica virtuale che si è presentata nelle ultime settimane a Tirana, una mostra sostenuta dal Ministero tedesco degli esteri e curata dall'artista fotografa Jutta Benzenberg, con il tema la pluralità religiosa, il caso dell'Albania. Un catalogo sarà pubblicato fra poco in 3 lingue, albanese, tedesco e anche inglese. E io sono stato invitato a accompagnare questa mostra con un saggio introduttivo, e questo che facciamo oggi è proprio l'inverso, che le immagini, che sono immagini artistiche, accompagnano la mia relazione. La diversità religiosa in Albania, mi riferisco ai sunniti, ai dervisci dell'ordine dei Bektashi, ai cattolici ortodossi, è un dato di fatto nella cultura albanese. Allo stesso tempo è ideologicamente molto controverso. Il moderno concetto albanese di nazione si basa sul superamento delle religioni attraverso la secolarizzazione radicale e la sacralizzazione di una nazione secolare. Vede soltanto il titolo, adesso comincio anche con la presentazione, con una carta che ci mostra non soltanto il territorio dello Stato della Repubblica d'Albania di oggi, ma piuttosto uno spazio in cui gli albanesi erano presenti in maggioranza, ma anche in molte regioni, anche come minoranza, che condivideva questo spazio anche con altre nazioni, altri gruppi etnici e confessionali. Alla fine del XIX secolo, quando il dibattito albanese sul concetto della nazione prese slancio, la stragrande maggioranza degli albanesi nei Balcani apparteneva all'Islam sunnita, la religione dominante nell'impero ottomano. E questo in un momento in cui il sultano Abdülhamid si affidava al pan-islamismo come ideologia che considerava i musulmani il nucleo e la spina dorsale dell'impero, mentre i cristiani erano invece ritenuti, nella migliore delle ipotesi, come soggetti potenzialmente sleali di seconda classe. Nel caso degli attivisti nazionali albanesi, ciò significava che il confine tra privilegiati, i musulmani, e i non privilegiati, tutti gli altri, prima di tutto ortodossi e cattolici, attraversava la nazione immaginata. L'offerta ottomana era estremamente allettante per i sunniti albanesi. A prima vista, invece, i cristiani albanesi avevano solo la possibilità di fare riferimento ad altri concetti comunitari. La Grecia indipendente dal 1830 corteggiava gli albanesi meridionali ortodossi, ma anche i musulmani non sunniti, i dervisci dell'ordine dei Bektashi, che adoravano una trinità di Allah, Maometto e suo nipote Ali. I cattolici invece furono corteggiati dall'Austria-Ungheria e dall'Italia. Agli occhi degli attivisti nazionali albanesi, la diversità religiosa minacciava dunque di dissolvere la nazione alla quale aspiravano. I sunniti, in questa prospettiva, avrebbero potuto trasformarsi in turchi, gli ortodossi in greci, i cattolici in italiani. Solo l'indebolimento e idealmente la distruzione della religione sembrava promettere la salvezza. Non per niente l'Albania è diventato un laboratorio di ateismo imposto dallo Stato nella seconda metà del XX secolo. Dopo la sua fine, l'Albania è tornata ad essere di nuovo un laboratorio. Cosa succede in una società che ha dovuto vivere in uno stato totalitario per 25 anni sotto un divieto religioso totale dopo il ritorno delle religioni? E come sono tornate le religioni? In che forma? Con quali rappresentanti? Quali obiettivi? In questo contesto, qui delineato solo brevemente, diventa chiaro che l'Albania e gli albanesi occupano un posto speciale
nella storia religiosa dell'Europa. Non solo perché cristianesimo cattolico e ortodosso, Islam sunnita e sufismo di impronta sciita si incrociano e si sovrappongono qui in uno spazio molto piccolo, ma anche perché l'ateismo è stato ufficialmente introdotto nella Repubblica Popolare Comunista d'Albania come unico Stato al mondo. Tuttavia, è altrettanto eccezionale che nell'area post-ottomana tale concetto secolare di nazione, in cui una maggioranza musulmana accetta una minoranza cristiana come cittadini uguali, abbia avuto successo solo con gli albanesi. Un simile modello tragicamente fallì con gli arabi post-ottomani. Il nazionalismo albanese e arabo condividono un altro terreno comune, poiché gli attivisti e i leader di pensiero del nazionalismo spesso non erano sunniti, ma cristiani e membri di altri gruppi come i Bektashi. Il nazionalismo laico, dunque, rappresentava una promessa per tutti coloro che in uno Stato sunnita e in una società sunnita non erano essi stessi sunniti. L'emancipazione dei non privilegiati attraverso la creazione di una nazione secolare, e questo in un ambiente sunnita conservatore, questa è la vera storia di successo degli albanesi in un contesto europeo e mediterraneo. Anche se questo modello è oggi messo in discussione dagli islamisti radicali, il nazionalismo laico ha ancora un grande sostegno tra la maggior parte degli albanesi. Contrariamente all'opinione popolare, tuttavia, la tolleranza religiosa e il primato del cittadino sul religioso non erano affatto una caratteristica primordiale della nazione albanese moderna. Al contrario, il modello identitario ancora oggi prevalente è il risultato di decisioni consapevoli e di politica statale. E in questo senso, di fronte ai discorsi islamisti alimentati dalla Turchia neo-ottomana, dal wahhabismo saudita e da altre correnti islamiste, esso deve essere rinegoziato e difeso anche oggi nelle società albanesi dei Balcani e nella grande diaspora in Italia, Grecia, Germania, Svizzera, Austria, Scandinavia, Francia e gli Stati Uniti. La diversità religiosa degli albanesi è il risultato di una storia che abbraccia quasi 2000 anni e ha molto a che fare con gli imperi in cui vivevano gli albanesi e spesso giocavano un ruolo importante nell'esercito e nell'amministrazione. Delle principali religioni, ovviamente il cristianesimo è la più antica. I cosiddetti proto-albanesi nell'antichità, in quanto residenti imperiali ben integrati nell'impero, hanno preso parte alla cristianizzazione dell'impero romano, anche se le forme religiose più antiche sono state mantenute sotto la patina della nuova religione di Stato, come altrove in Europa. L'antica area di insediamento degli albanesi è stata pesantemente scossa dall'immigrazione di gruppi slavi a partire del VI secolo. Solo gli avamposti sulla costa, come per esempio Durazzo, non furono conquistati. Ma dalla metà del IX secolo iniziò una nuova missione globale nei Balcani da parte dell'impero bizantino, utilizzando sulla costa il greco, ma nella maggior parte delle aree di insediamento proto-albanese la nuova lingua della missione, lo slavo ecclesiastico. Poiché il latino permaneva nel nord della zona di insediamento albanese, in particolare intorno al lago di Scutari, e i contatti con il mare Adriatico, l'Italia e la Dalmazia rimasero stretti, nell'Albania medievale sorse sempre più una struttura biconfessionale con 3 lingue liturgiche, greco, slavo, ecclesiastico e il latino. Ma difficilmente c'è uno scontro di denominazione in questa zona di confine tra il mondo ortodosso e quello cattolico, piuttosto l'Albania divenne una regione contesa per motivi politici tra le potenze italiane e Bisanzio. La nobiltà albanese si è così abituata ad accettare la confessione del più forte e a subordinare l'appartenenza confessionale a pragmatici interessi di potere.
Nel Medioevo l'Albania era una zona di transizione confessionale e di molteplici identità confessionali. Anche la lotta di Skanderbeg, che oggi viene venerato come eroe nazionale degli albanesi contro gli ottomani, è difficile da inquadrare in un chiaro schema religioso. Skanderbeg nel 400 proveniva da un ambiente ortodosso, si convertì all'Islam dai dervisci e dopo l'inizio della sua rivolta fu celebrato dai papi come atleta Christi. Il suo inviato a Roma, tuttavia, dichiarò nel 1454, cioè un mezz'anno dopo la caduta di Costantinopoli, che il suo maestro combatteva, cito, non per fede, ma per odio privato, fine citazione, per vendicare il padre ucciso dagli ottomani. Il pensiero religioso di Skanderbeg, figura emblematica della cultura albanese, rimane dunque nell'oscurità a causa della mancanza di fonti. Sappiamo solo che la Chiesa lo ha ritratto come un combattente religioso. I suoi interessi erano più di natura politica e di potere. In che misura la conquista ottomana dello spazio albanese ha significato una cesura? In effetti, le differenze regionali erano significative e queste differenze hanno determinato la storia albanese per i secoli a venire. Le regioni che avevano combattuto più violentemente contro gli ottomani furono, a causa delle distruzioni, quelle poi maggiormente islamizzate, vale a dire l'Albania centrale di oggi e parti dell'Albania settentrionale, mentre il sud prevalentemente ortodosso fu meno colpito dalla vasta devastazione, sebbene la conquista ottomana fosse completata prima in quest'area. Inizialmente la conquista non portò all'islamizzazione di massa, quindi non ci furono cambiamenti sostanziali subito dopo la conquista. Piuttosto la maggioranza degli albanesi rimase cristiana, soprattutto ortodossa, fino al XVI secolo. La maggior parte dei cristiani ortodossi lo erano secondo il rito greco-bizantino nel sud dell'Albania, secondo lo slavo, lo serbo e anche bulgaro nella tradizione di Ohrid nel nord-est, nel Kosovo e nelle zone limitrofe. La conquista non ha comportato alcun cambiamento nella struttura etnica, perché a differenza dei Balcani orientali, della Tracia o della Bulgaria, nessun colono turco e nomade, i Yuruk dall'Anatolia, si è riversato nel paese. Gli albanesi che rimasero nei Balcani, altri sono emigrati in Italia, i cosiddetti Aparesh, si svilupparono in modo diverso a seconda della loro denominazione. Il crescente numero di sunniti, insieme ai bosniaci musulmani, costituì la spina dorsale del dominio ottomano nei Balcani e salì sino alle posizioni più alte nell'impero. Tuttavia gli ottomani vedevano le loro province occidentali come una regione aspra e selvaggia. Parlavano di Arnavutluk, che letteralmente significa una folla di albanesi. La maggior parte degli albanesi ortodossi dell'est, oggi il Kosovo e la Macedonia del Nord, si convertì all'Islam. I restanti ortodossi furono slavizzati attraverso i matrimoni misti. Nel sud, invece, il rito greco-bizantino si svolgeva in una comunità ortodossa mista di greci, albanesi e romuni. Ciò che i sunniti politicamente dominanti avevano in comune era un marcato regionalismo, che era diretto contro l'impero ogni qualvolta esso interveniva negli affari interni degli albanesi sunniti. L'identità dei sunniti albanesi era basata sul diritto consuetudinario, sull'autogoverno regionale, sul diritto di portare armi, ma anche sulla lealtà a tutti i califi sultani a Istanbul che ne rispettavano il patrimonio consuetudinario. Non è un caso che nei Balcani occidentali albanesi l'idea di una nazione albanese comprendente anche i cristiani abbia trovato pochi sostenitori e che i centri degli attivisti nazionali fossero nella diaspora, a Bucarest e Sofia,
ad Atene, a Bruxelles e Vienna, in Italia e anche in Egitto. Solo il crollo militare dell'impero ottomano nell'ottobre 1912 pose fine all'idea di un'Albania autonoma e dominata dai sunniti all'interno dell'impero del sultano. Senza il massiccio intervento dell'Austria-Ungheria e il grande interesse dell'Italia per uno Stato albanese sull'Adriatico e non una Serbia allargata, lo Stato proclamato il 28 novembre 1912, cioè la mia relazione cade per caso naturalmente sul giorno nazionale albanese, avrebbe avuto solo una vita breve. Anche nel periodo tra le due guerre, la sovranità del piccolo Stato economicamente sottosviluppato era sempre a rischio. Molto prima dell'invasione italiana nella primavera del 1939, l'Albania era stata quasi interamente soggiogata dall'Italia fascista. Ma il governo autocratico del re Ahmed Zogu è giudicato in maniera controversa anche oggi. Tuttavia, i suoi risultati nella costruzione della nazione sono spesso trascurati. Egli riuscì infatti a sottoporre le comunità religiose al controllo statale. Sunniti e anche i dervisci del Tariqat e Bektashi, e vede qui uno dei leader attuali di questa parte della tradizione mistica del sufismo islamica, si dotarono per la prima volta anche di istituzioni riconosciute dallo Stato e questa volta lo Stato nazionale. Il sistema scolastico confessionale fu sottoposto a crescenti pressioni, anche quello ortodosso e quello cattolico, e Zogu conosceva naturalmente il modello della Turchia kemalista, ma scelse un modo più moderato di trattare con l'Islam sunnita come religione dominante a cui lui stesso apparteneva. Le donne, ad esempio, furono svelate attraverso la persuasione che all'Islam si dovesse dare un volto più moderno, e anche non soltanto all'Islam, ma a tutto lo Stato e alla società albanese. E in questo spirito furono costruite anche moschee di cemento. Zogu differiva dalla politica religiosa comunista in quanto iniziò a far rispettare il primato dello Stato senza trattare a priori le comunità religiose come oppositori dello Stato del progetto nazionale. Il leader comunista, dopo il 28 novembre 1944, Enver Hoxha e il gruppo dirigente principalmente ortodosso dei comunisti albanesi andarono molto oltre. Dopo una fase iniziale di espropri e una brutale eliminazione soprattutto del clero cattolico, il regime organizzò una campagna atea nel 1967 che culminò nel divieto ufficiale di religione. Il marxismo-leninismo, ma soprattutto un culto estremo della personalità attorno a Enver Hoxha, prese il posto della diversità tradizionale come nuova religione civile. Sebbene l'ostilità bolscevica nei confronti della religione giocasse sicuramente anche un ruolo nell'ateismo albanese, questo ateismo di Stato era principalmente alimentato dalla tradizione del nazionalismo albanese. Con il potere proprio di uno Stato di sorveglianza totalitaria, il regime ha persino disintegrato le strutture familiari tradizionalmente forti, ma non poteva sradicare completamente le usanze religiose. Ad oggi l'albanismo albanese è stato a malapena studiato, ma non c'è dubbio sulla misura in cui abbia drammatizzato la società. Quando il regime comunista crollò nel 1991, il mondo guardò all'Albania. Che ne sarebbe stato dello Stato ufficialmente ateo? Non appena il divieto religioso fu revocato, la vita religiosa rifiorì, certamente anche facendo germogliare fiori selvatici.
Le maggiori comunità religiose tornarono e ben presto entrarono in competizione tra loro, come dimostrato dalla costruzione di numerose moschee e chiese, la maggior parte delle quali finanziate dall'estero. Nella capitale Tirana, e vedo un esempio qui, la Grande Moschea, cattolici, ortodossi e più recentemente sunniti hanno costruito grandi case di Dio per rendere visibile architettonicamente la loro pretesa di potere. Spesso questi edifici tengono poco conto delle forme architettoniche tradizionali. La rappresentazione e l'occupazione dello spazio pubblico sono più importanti. La Grande Moschea in costruzione a Tirana è un progetto di prestigio della politica estera neo-ottomana dell'attuale regime autoritario in Turchia. La Grecia e i donatori greci sostengono da molti anni la costruzione di chiese ortodosse e lo stesso vale anche nel campo cattolico per il Vaticano e la Chiesa cattolica, anche quella italiana. Gli stati e le organizzazioni donatrici straniere, soprattutto dal mondo islamico, hanno sostenuto numerosi albanesi con borse di studio e apprendistato. Nei paesi musulmani, Turchia, Arabia Saudita, Stati del Golfo e Iran hanno gareggiato tra loro. A 30 anni dalla fine dell'ateismo c'è una nuova elite di chierici tra le religioni tradizionali in Albania con esperienza internazionale e spesso anche finanziamenti dall'estero. L'Albania ufficiale, definita laica nella Costituzione, cerca di mantenere i rapporti sia con l'Occidente che con l'Oriente. Quando l'Albania aderì come osservatore alla Conferenza di Cooperazione Islamica nel 1992, attirò una notevole attenzione. In un'ottica occidentale, invece, l'Albania ufficiale ama a fare riferimento a Skanderbeg come atleta Christi, all'Albania come propugnacolo dell'Occidente e alla tradizione di una società multireligiosa. L'apertura dopo il 1991 portò anche nuove correnti nel paese, da un lato gruppi neoprotestanti che hanno compiuto campagne missionarie in molti paesi dell'ex blocco orientale e sono stati una novità in Albania. D'altra parte ci sono anche islamisti radicali formati nel mondo islamico e che mettono in discussione figure simboliche nazionali come Skanderbeg o Madre Teresa. Dopo una lunga esitazione, lo Stato laico incluse anche l'affiliazione religiosa in un referendum statistico che fu però boicottato da parte della popolazione. Per quanto difficile da interpretare sia l'informazione, essa mostra un risultato della politica religiosa comunista, ma anche gli effetti dello stretto contatto con l'Europa occidentale, fortemente laica, verso la quale molti albanesi immigrarono dopo il 91. Per molti la religione non è un punto di riferimento primario. Come possiamo spiegare che gli albanesi, prevalentemente sunniti, hanno accettato un modello laico di Stato e società che fa della religione una questione privata? Abbiamo identificato questo fenomeno all'inizio come una particolarità albanese nel mondo islamico. La risposta ha molto a che fare con l'azione del governo. I due leader albanesi formativi, Sogu e Hoxha, rappresentavano l'ideologia di uno Stato sovrareligioso come strumento per integrare una forte diversità religiosa e anche regionale. I pregiudizi religiosi come eredità del sistema sociale ottomano continuarono ad avere effetto per molto tempo. Dopo il 1912, molti cristiani consideravano l'Albania uno Stato sunnita, poiché i proprietari terrieri sunniti dettavano il tono politico. All'inizio degli anni '20 la Jugoslavia fu ancora in grado di sfruttare le paure dei cattolici albanesi contro lo Stato dominato dai sunniti
per portare avanti azioni separatiste. Ma c'erano solide ragioni per cui i sunniti iniziarono a condividere il loro dominio simbolico, ma anche economico e politico. Dopo il crollo dell'impero ottomano, la piccola Albania era l'unico stato prevalentemente islamico in Europa, uno stato debole minacciato dai suoi vicini. La Turchia, punto di riferimento per molti sunniti post-ottomani, si secolarizzò radicalmente e ruppe con l'eredità ottomana sotto il regime di Kemal Atatürk. Il resto del mondo islamico era quasi senza eccezioni sotto il dominio coloniale europeo. Semplicemente non c'era alternativa islamico, almeno nel periodo tra le due guerre. Per sopravvivere, i sunniti dovettero fare affidamento sul concetto di una nazione multireligiosa. Non tutti i sunniti accolsero ciò con favore, tuttavia gli albanesi ebbero successo dove, come ho già detto, gli arabi fallirono la creazione di una fiducia interreligiosa basata sul nazionalismo. Lo Stato totalitario tra il 1944 e il 1991 portò avanti questo processo con decisione attraverso il potere esercitato nelle scuole, nell'esercito e attraverso la propaganda e una mobilitazione costante. Nel 2020 l'Albania e gli albanesi sono davvero una società religiosamente plurale, ma questa pluralità è radicalmente diversa da quello di 100 anni fa. L'Albania, che è stata a lungo considerata un caso speciale, si sta avvicinando in questo senso alla media europea. Quando i politici albanesi usano la religione per la politica dell'identità o per ottenere vantaggi di politica estera di fronte alla Turchia, ma anche all'Unione Europea, cioè a che fare solo in misura limitata con le realtà sociali. Ciò si traduce in un ampio spettro che vede al suo interno persone profondamente religiose e funzionari religiosi, per i quali la religione talvolta è in parte anche un affare, da un lato, e dall'altro persone religiosamente indifferenti e un piccolo gruppo ateo, uno spettro che non è certamente specifico per gli albanesi. Gli islamisti certo corteggiano i giovani albanesi, ma il forte controllo sociale garantisce o ha garantito finora che i Balcani non siano diventati un centro del terrore islamista, a differenza delle grandi città occidentali. Sebbene l'assassino islamista a Vienna qualche settimana fa avesse radici nella parte albanese della Macedonia settentrionale, è nato, socializzato e radicalizzato in Austria attraverso reti islamiste internazionali, il cui centro non è nei Balcani. L'Albania è diversa dal punto di vista religioso. La sua gente e le loro opzioni e decisioni quando si tratta di religione sono diverse. Ma la diversità non deve indurci a esotizzare l'Albania. Anche gli stereotipi di ogni tipo dovrebbero essere visti con scetticismo, comprese le affermazioni fatte dai funzionari religiosi nel presente che tendono ad esagerare la loro importanza. L'Albania si trova all'incrocio tra influenze che colpiscono i suoi cittadini provenienti da società molto secolari e religiosamente radicalizzate in tutto il Mediterraneo. Gli albanesi sono una società transterritoriale, questo punto è molto importante, poiché molte persone vivono nei paesi europei e americani, ma raramente migrano ai paesi islamici. Se gli albanesi votano con i piedi, allora le strade portano a Roma, Atene, Monaco, Zurigo e molto meno a Istanbul, Riyadh o altre capitali degli stati islamici. Ma è altrettanto vero che le vecchie certezze sulla tolleranza e sull'indifferenza religiosa, queste certezze manualistiche sulla religione e la religiosità degli albanesi non sono più valide. Ma perché non dovrebbero cambiare anche gli albanesi in un mondo che sta attraversando enormi sconvolgimenti? Grazie per la sua attenzione.